Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In corso da questa mattina un'importante operazione antidroga da parte dei carabinieri del Friuli Occidentale, coordinata dalla Procura di Pordenone. Impegnati una sessantina di uomini tra Roveredo in Piano e Trieste. Nelle prime ore della mattina i carabinieri di Pordenone hanno fatto scattare l'operazione Big Bang, culmine di una lunga e articolata indagine di contrasto allo spaccio di droga nel territorio del Pordenonese, specie a danno dei giovani, condotta dai militari del reparto operativo del nucleo operativo della compagnia del capoluogo. L'operazione odierna ha visto il dispiego di numerose forze con oltre 60 carabinieri provenienti da tutta Italia, 2 unità cinofili antidroga e una per la ricerca di armi ed esplosivo provenienti dai nuclei cinofili di Torreglia e di Laives, che hanno eseguito 16 perquisizioni nei confronti dei principali indagati di acquirenti di marijuana e cocaina nelle province di Pordenone e Trieste, con anche la supervisione dall'alto dell'elicottero del 14° e il nucleo carabinieri di Belluno. L'indagine ha avuto inizio lo scorso 2 marzo all'interno di un condominio di Pordenone, quando i carabinieri hanno individuato un borsone pieno di marijuana con poco meno di 18 kg. Proprio quel tesoro lasciato nelle parti comuni del condominio è nata un'attività investigativa coordinata dal sostituto procuratore Monica Carraturo della Procura di Pordenone, che già ad aprile ha cominciato a dare i primi frutti. Complessivamente l'indagine con oggi ha portato all'arresto di 8 persone, 4 denunce a piede libero, nonché al sequestro di circa 21 kg di marijuana, 165 grammi di cocaina, 60 grammi di hashish, oltre a materiale atto al confezionamento di sostanze stupefacenti. Sequestrato anche denaro contante provento dell'illecita attività. 4 persone sono rimaste ferite nello scontro tra un'auto e un camioncino per la raccolta dell'immondizia avvenuto questa mattina alle 6:30 a Riva d'Arcano, nella frazione di Rivotta, lungo la strada che da Fagagna porta a Rodeano. 2 persone sono state trasportate all'ospedale di San Daniele, altre 2 a Udine. Le cause dell'incidente saranno accertate dai carabinieri del radiomobile di Udine, intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco di Udine e San Daniele per la messa in sicurezza. Infortunio sul lavoro si è verificato nella prima serata di ieri a Fontanafredda, una fabbrica della zona industriale. Per causa in corso di accertamento un uomo ha riportato una profonda lesione a un braccio mentre lavorava un macchinario. È stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Pordenone. Sistemi informatici in tilt ad Autovie Venete. A segnalarlo è stata la stessa società che ha chiarito come si sia rivolta alle autorità per un possibile attacco hacker che avrebbe puntato i dati personali in possesso d'Autovie. Nessun disservizio è stato segnalato sulla rete autostradale. L'attacco riguarderebbe unicamente i sistemi interni dell'azienda. Autovie Venete ha informato anche il garante della privacy, dato che alcuni dati potrebbero essere stati rubati. Precauzionalmente Autovie ha isolato la propria rete per permettere le indagini e la risoluzione delle problematiche. 31 migranti sono stati rintracciati martedì mattina lungo la fascia confinaria italo-slovena, località Mattonaia, nel comune di San Dorigo della Valle. Al personale di polizia sono subito venuti sospetti sul ruolo di 2 coppie di pakistani nell'organizzazione del viaggio. Gli elementi raccolti tra dichiarazioni, analisi dei messaggi e dei video contenuti nei telefoni cellulari hanno fornito riscontri all'ipotesi. Così 4 cittadini sospettati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati portati al carcere di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si è aggiudicato un finanziamento da parte del Ministero per le politiche agricole di 35,2 milioni di euro, importo massimo previsto da un bando indetto a livello nazionale. Il Ministero Politica Agricola, Alimentare e Forestale ha riconosciuto l'impegno del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, finanziando con 35,2 milioni di euro, il massimo delle risorse previste da un apposito bando a livello nazionale, tutti i 5 progetti che ha presentato per la resilienza del sistema irriguo e per una migliore gestione della risorsa idrica. Il consorzio era stato l'unico del Friuli Venezia Giulia a partecipare al bando, i cui termini erano scaduti l'8 giugno scorso, e prevedeva una prima ripartizione delle risorse su base regionale da un minimo di 8,8 milioni a un massimo di 35,2 milioni di euro per ogni regione. Con il Friuli Venezia Giulia soltanto Veneto e Lombardia hanno visto riconosciuto lo stesso importo, ma con più enti beneficiari dei finanziamenti. Con i progetti già finanziati con i fondi del PNRR, il Consorzio ha ottenuto nell'arco di poche settimane oltre 56 milioni di euro per la realizzazione di opere che serviranno a migliorare il sistema irriguo in moltissimi comuni del comprensorio.
Gli interventi improntati sul principio della massima tutela ambientale consentiranno la riduzione delle perdite idriche, il risparmio quindi della risorsa, l'efficientamento del servizio e una significativa riduzione dei costi di manutenzione. L'aggiudicazione degli appalti sarà effettuata entro il 2023 e le opere ultimate entro il 2026. Spinto dai bonus edilizi vola il mercato immobiliare. A Udine si registra un più 5% rispetto al 2021, in provincia addirittura un più 7%, al top Lignano e Sappada. Andamento molto positivo, molto positivo. Il primo semestre di quest'anno si conclude con una media del più 5% della provincia di Udine e del più 7% nel capoluogo friulano, quindi nella città di Udine, rispetto al primo semestre del 2022. I tagli che vanno ancora di più sono ancora la casa indipendente col giardino, ci sono ancora dei retaggi mentali del Covid molto molto forti e il mercato è stato modificato anche oltre che dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e tendenzialmente la guerra ha portato un investimento sulle seconde case, quindi anche i tagli dei mini appartamenti, il mini appartamento si torna a vendere molto bene. L'adozione di politiche volte alla riduzione della pressione fiscale e gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione regionale hanno creato un ambiente favorevole alla fiscalità di sviluppo che sta mostrando risultati positivi. È quanto emerso questa mattina a Udine durante il convegno annuale dei tributaristi italiani. Gli interventi messi in campo dalla Regione sul fronte della fiscalità di sviluppo hanno avuto risultati misurabili. Sono aumentate le aziende insediate nei territori montani ed è cresciuta l'attrattività del Friuli Venezia Giulia per le imprese che arrivano da fuori regione. Lo ha detto questa mattina a Udine l'assessore alle finanze Barbara Zilli, intervenendo al convegno dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani sul tema agevolazioni fiscali tra opportunità ed insidie. La Regione sta mettendo in campo tutti gli sforzi finanziari e non solo, anche in termini di semplificazione, per fare in modo che questo territorio continui ad essere attrattivo ed anzi aumenti ancora di più il suo indice di attrattività. Noi viviamo un momento molto drammatico, caratterizzato da un'incertezza, con il rischio recessione per il 2023 e crediamo che le misure finanziarie che abbiamo messo in campo, quindi le risorse, ma anche le misure fiscali che abbiamo avviato fin dall'inizio di questa legislatura, possano essere un contributo per fare in modo che le partite IVA qui rimangano, anzi che aprano di nuove partite IVA e che ci sia appunto una semplificazione in termini tributari. Ed è importante che l'ordinamento nazionale riconosca il giusto ruolo al professionista, sia esso il tributarista piuttosto che altre figure professionali che affiancano le nostre imprese, le nostre famiglie nel mondo molto impegnativo e anche complesso della normativa tributaria. Il periodo di osservazione è triennale e questo ci ha permesso comunque di garantire una proroga di queste misure per tutta la vigenza della legislatura e noi confidiamo anche di più. Sono aumentate le nostre aziende, soprattutto nei territori montani, e abbiamo anche assistito ad un aumento della nostra attrattività dal punto di vista delle imprese che dall'esterno arrivano in Regione Friuli Venezia Giulia. Questi dati vanno visti comunque con cautela perché sono un po', come dire, necessariamente alterati dall'effetto Covid, che è dai 2 anni dell'emergenza pandemica ed anche dall'attuale emergenza energetica, ma siamo fiduciosi che la strada segnata sia quella giusta. Sono cominciati ieri sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine i festeggiamenti per il secolo di vita del liceo scientifico Giovanni Marinelli. Sul palco 2 ore di spettacolo con impegnati il coro, la compagnia teatrale e di danza del liceo. Berto Massucciani, Berto Massucciani, Brunetto Martino, Candido Graziella, Candolfo Federica, Carboni Dorani. La serata vera e propria è cominciata con un lungo applauso degli oltre 1000 presenti al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, un applauso rivolto ai professori in attività o in pensione che hanno fatto il loro ingresso quando spalti e platea erano già gremiti, introdotti in rigoroso ordine alfabetico dai loro stessi studenti. Sono cominciate così le celebrazioni per i 100 anni del liceo Marinelli di Udine, nato nel 1923 e che per inaugurare quest'anno di festeggiamenti ha deciso di riempire il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Tra palco e platea, studenti ed ex studenti, professori, docenti ed amici del liceo scientifico udinese, compresi il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanini e la presidente dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame, entrambi marinelliani. Poi protagoniste sono state le arti, con il Marinelli Gospel Choir, il gruppo danza e il gruppo teatrale.
Che rappresenta, diciamo, anche tutta l'importanza che ha e ha avuto la formazione per il nostro territorio, una formazione che, devo dire, è stata capace di innovarsi, perché in 100 anni ha formato generazioni e ha permesso anche al Friuli Venezia Giulia di crescere e di avere dei professionisti in grado di valorizzare questo territorio. Quindi ci ho tenuto ad essere qui oggi proprio per dimostrare che i grandi investimenti anche sull'economia di un territorio passano attraverso la formazione, e l'informazione che ha questa storia come il Marinelli deve essere ricordata e omaggiata. La storia di Elio Morpurgo diventa una rappresentazione teatrale. A metterla in scena questa sera al Castello di Butrio, che fu casa della famiglia Morpurgo, sarà lo storico e docente Valerio Marchi. Marchi, la storia di Udine è intensamente intrecciata con quella terribile dell'Olocausto e della Shoah, in particolare per una sua figura cardine nella storia politica udinese, che è Elio Morpurgo, sindaco, senatore, che appunto purtroppo perderà la vita nel corso dell'Olocausto. Sì, è una storia veramente emblematica, fra le tante che si possono scegliere è probabilmente la più intensa. Ovviamente sono tutte intense, ma questa è anche emblematica per il periodo che prende, un periodo molto lungo, che quindi non comprende solo la Shoah, ma tutta la storia del Regno d'Italia, della nascita del Regno d'Italia, allo sviluppo di Udine, del nostro territorio, al quale Morpurgo diede un grande incremento, e poi la guerra, il fascismo. Lui aderì al regime, fra l'altro, per poi essere perseguitato però dai nazifascisti. Quindi insomma, è veramente un'epopea, una saga familiare che è idonea anche a una rappresentazione scenica. E si può ripercorrere dall'angolo visuale di una famiglia, perché c'è lui, anche la famiglia ovviamente, tutta la nostra storia praticamente. Questo è un lavoro che diventa anche didattico, è una storia che abbiamo portato assieme ad altre anche nelle scuole, non in versione teatrale, ma come incontro, conferenza, dibattito, e sicuramente educativa, didattica. Speriamo che serva a qualcosa, perché anche di recente abbiamo visto che ci sono stati dei casi di rinascente antisemitismo che veramente ci inquietano. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.